Giorno 3. Ieri sera, arrivando con il buio, non mi ero reso conto di tutta la natura che c'era qui attorno. Colazione indiana con frittelline piccanti e tè caldo, e poi andiamo a visitare la struttura che ci ospiterà questa prima settimana. Oggi vi presento un altro paio di nuovi amici. Lui è Dani. Lui invece è Mario. Vengono dalla Germania e sono qui come volontari già da 6 mesi. Quello che vediamo in lontananza fare meditazione invece si chiama Arjun ed è il primo volontario indiano che conosco. E adesso andiamo a esplorare il paese più vicino. E quale modo migliore per esplorare l'India se non con un bus locale? Tra l'altro siamo in una zona rurale di montagna, quindi sarà un'avventura a sé stante.